Matera batte Albanova 1-0, questo il responso del campo nella seconda gara tra Lucani e Campani, che si giocavano il diritto a disputare il pareggio promozione. Il match winner della gara è stato ancora una volta Tommaso Tatti, che al settimo del secondo tempo è riuscito a trovare in mischia il varco giusto per depositare in fondo al sacco una rete che vale tantissimo. Vittoria conquistata dalla formazione di Florimbi, ma quanta sofferenza sugli spalti. Il Matera non ha disputato una bella gara, anche se in conclusione passa la squadra che più ha meritato, soprattutto per quanto fatto nel corso del campionato. L'Albanova Matera non ha certo sfigurato, anzi in più di un'occasione ha sfiorato la marcatura e forse alla fine avrebbe meritato qualcosa di più. Clamorosa l'occasione fallita dai Campani al 33esimo, quando nell'ennesimo assalto alla porta di Bruno Piscaglia, per evitare il peggio, ci ha messo la mano a deviare un pallone danzante sulla linea di porta. Il difensore è stato ovviamente espulso, mentre i rossi dell'Albanova esultavano per il penalty ottenuto. Era un calcio di rigore che poteva valere il passaggio al turno successivo per i Campani, ma Ferraro l'ha ferito clamorosamente, facendo tirare un grosso sospiro di sollievo al pubblico presente sugli spalti. Un pubblico ancora una volta non certo generoso nei riguardi della propria squadra, scarsamente partecipe nei momenti esaltanti e ancor meno in quelli di difficoltà. E nella gara odierna il Matera è apparso in netta difficoltà in più di un'occasione, con l'Albanova che soprattutto nella ripresa ha dato l'anima in campo per cercare di ribaltare il risultato. Forse i biancazzurri speravano di addormentare il gioco, forti dello 0-0 della prima gara, poi il gol di Tatti li ha stranamente ancor più demotivati, dando così spazio ai Campani, che vedevano possibile ottenere un pari che poteva dire spareggio promozione. Nelle retrovie ci sono voluti recuperi a volte affannosi di De Ruggero, apparsa ancora non al meglio della condizione, e soprattutto il solito strepitoso Bruno, che in più di un'occasione è riuscito a metterci la solita pezza. E proprio Antonio Bruno avrebbe meritato miglior apprezzamento da parte dei sostenitori, che al termine della gara, seppur vinta, non si sono sentiti granché partecipi e non hanno tributato nessun applauso di riconoscenza verso il capitano, che tra l'altro ha avuto il merito di tenere unito il gruppo e di portare la squadra verso il tentativo del salto di categoria, malgrado le note vicissitudini societarie. Ora non rimane che archiviare questa gara che, malgrado qualche seria preoccupazione sul campo, ha comunque fruttato al Matera la possibilità di tentare la C1. La C1 è ora sicuramente più vicino, manca da superare un ostacolo arcigno come il Savoia, che pareggiando a Benevento 3-3 si propone a sua volta per la categoria superiore. Florimbi dovrà certamente rivedere qualcosa nel gioco dei suoi ragazzi per affrontare con più tranquillità la gara di Andria, una gara che questa volta vale veramente la sospirata promozione. Ho perso una qualificazione meritata, mi fate delle domande del cazzo, scusate. Dai, forse passiamo. Allora, no, per carità, devo fare pure quello che mi premeva fare. Il rigore come mai, insomma, l'ha tirato proprio fuori, carica dell'elettricità? L'ha sbagliati, li ha segnati sempre. Purtroppo quando il destino è così. Lui è il rigorista, ha sempre tirato lui e sempre segnato. Non era il caso di cambiare, no? Come giudica la sua prova? La prova dei suoi ragazzi? Ma di tutti quanti è eccezionale, perché la squadra ha giocato solo noi oggi, penso. E su questo non ci piove. Non certo, ecco. Caro Renato, io quando sento queste frasi mi arrabbio, stavo per dire un'altra parolaccia. No, assolutamente. Ecco, ma lo dicevo poco fa, voi purtroppo venite sugli spalti e certe volte, scusami questo sfogo, certe volte prendete sempre le cose con il fioretto. Noi oggi avevamo di fronte una squadra che aveva tutto da guadagnare, perché noi dovevamo fare 2 gol e loro 1. E signori miei, se non capiamo queste cose qui, infatti sull'1-0... Ripeto, l'1-0 non serviva a niente. Ecco, siamo stati penalizzati perché loro si sono galvanizzati ancora di più e noi invece psicologicamente... Prima nervositi, poi galvanizzati. Ecco, si temeva magari una palla che sfugge, va dentro, e poi c'è stato anche l'infortunio di Toledo che ha pesato enormemente, insomma, signori miei, noi non siamo una squadra di robot o mandrake. No, assolutamente.